Stamane il gonfalone di San Marco ruggiva impetuoso fuori dalla sede dell'Agenzia delle Entrate di Marghera, inneggiando a una richiesta chiara e precisa. Il popolo veneto vuole pagare le tasse, semplicemente lo vuole pagare allo Stato di riferimento, che dovrebbe essere lo Stato della Repubblica Veneta. Quindi noi vogliamo pagare le tasse, ma al nostro Stato di riferimento, la Repubblica Veneta. Loro sono gli indipendentisti del Comitato della Liberazione Nazionale Veneta. In delegazione, su invito del Ministero delle Finanze, hanno incontrato il direttore dell'Agenzia delle Entrate del Veneto proprio sulla fiscalità che dovrebbe essere applicata nei loro confronti e di cui ne rigettano la paternità. Noi rigettiamo le tasse dello Stato italiano perché la legge dice che le persone in autodeterminazione possono trattenersi le proprie ricchezze affinché possano ottenere lo proprio status che permette la legge dell'autodeterminazione, la 881/77. Articoli di legge in mano con tanto di copie di Gazzetta Ufficiale sono tornati a far sentire la loro voce. Vogliono l'istituzione della nuova Repubblica Veneta, percorso giuridico-politico da loro intrapreso con la decolonizzazione, appellandosi al diritto di autodeterminazione dei popoli, legge 25 ottobre 1977, numero 881 appunto. È quanto mai strano che un ministero non si esprima, ma dia compito a un sottoposto, un ufficio sottoposto, a esprimersi su una cosa così importante. Ecco, non vorrei che passasse l'idea che qui attorno a noi ci fosse un mondo di evasori, di anarchici, anzi è di legge e di tasse che vogliamo parlare.